grandi formaggi del Veneto incontrano le spiagge, il sole, il mare e i turisti. Siamo a Bibbione in occasione di Septemberfest, non poteva mancare Aprolav con tutti i grandi formaggi del Veneto. Terenzio Borga, presidente di Aprolav, ci ha raggiunti qui a Piazzale Zenit in occasione di Septemberfest a Bibbione e noi vediamo che, presidente Borga, qui c'è la proposta Aprolav, la proposta dei nostri formaggi, delle nostre eccellenze, le tipicità, le DOP e tutto quello che riguarda le produzioni nostre, diciamo estive, Morlacco, Bastardo e tutto il resto delle formaggi di Maiga. Un grande successo, lo abbiamo visto a Caorle e qui viene ribadito, per cui veramente un mare di latte e formaggio. Ma se è tanti anni che dura questa manifestazione vuol dire che ha avuto successo e che continua a conservarlo, vuol dire che le nostre produzioni sono comunque desiderate, cercate, perché a vedere la coda che aspetta il piattino di formaggio fa veramente piacere, insomma, vuol dire che non tutti quelli che parlano male del formaggio hanno ragione, perché se tutta questa gente cerca le nostre tipicità un motivo ci sarà. E poi, come amano dire i nostri amministratori, portarsi a casa un souvenir come questo è sempre importante, è un bel biglietto da visita. È come portarsi a casa un pezzo del nostro territorio, noi di questo siamo orgogliosi, siamo su un territorio che è un paradiso terrestre, dobbiamo continuare a tenere alta la bandiera delle nostre tipicità e delle nostre eccellenze. Un grande successo l'abbiamo visto anche sul Monte Grappa con il Morlacco e il Bastardo, la gente ha voglia di uscire e di gustare i sapori, quelli veri. Ma credo che ormai quello che abbiamo iniziato a fare abbia dato il risultato forse superiore a tutte le aspettative. Abbiamo visto cosa è successo nel Veneto, nel lattiero caseario, abbiamo visto quanti altri concorsi, quante altre manifestazioni vengono fatte sull'onda di quello che noi abbiamo insegnato a fare. Questo ci rende orgogliosi, siamo stati i primi e i primi hanno sempre un qualcosa in più, prova ne sia che anche quest'anno il Caseus, non è più Caseus Veneti, migliorerà, portiamo sempre qualcosa in più e anche quest'anno siete invitati il 30 settembre e il 1° ottobre a Piazzola sul Brenta, Villa Contarini, a vedere quanto magnifica è quella manifestazione. È diventata ormai il nostro orgoglio, è diventata la più importante a livello nazionale per quello che riguarda la proposizione e i concorsi. Grazie a Terenzio Borga, allora appuntamento, lo ricordiamo di nuovo, 30 settembre, 1° ottobre, Villa Contarini a Piazzola sul Brenta per Caseus. All'interno ci sarà l'Italia, il Veneto e il mondo, quindi avremo altre regioni che hanno aderito a quella che è la nostra iniziativa e sarà sicuramente un successo come sempre. Bruno Bernardi, Aprolav, Septemberfest 2023, una grande manifestazione. I grandi formaggi veneti vengono sulle spiagge e si fanno conoscere dai turisti. Sì, manifestazione alla quale noi partecipiamo da 18 anni, quest'anno è il 18° anno, quindi una manifestazione importante, una manifestazione che incontra moltissimi turisti dai paesi esteri e quindi questo è un momento di comunicazione delle nostre specialità, delle nostre eccellenze del Veneto. Un grande successo a Caorle, un grande successo sul Monte Grappa, un grande successo qui in attesa di Caseus. Sì, sono grandi successi che sono accompagnati anche dal bel tempo, perché è fondamentale questo, anche stasera migliaia e migliaia di persone, è un momento particolare nel quale tutta la filiera lattiero-casearia è un po' impegnata in questo periodo a cercare di mantenere i prezzi dei prodotti, specialmente per il mondo produttivo, però possiamo dire che dal punto di vista noi facciamo promozione dei formaggi, sono molto apprezzati in questo contesto. Promozione ma anche solidarietà, Caseus vivrà un momento importante qualche giorno prima della rassegna ufficiale. Sì, Caseus al giovedì sera ci sarà la cena solidale con destinazione Fondi Città della Speranza, poi ci sarà sempre sabato 30 domenica 1° ottobre, un grande momento, una grande manifestazione quest'anno
manifestazione importante che vede la presenza di molti formaggi esteri e questo ci fa piacere, dalla Bulgaria, dalla Polonia, dalla Grecia, dalla Slovacchia, Ungheria eccetera, e questo è importante perché sono anche dei momenti di messa a confronto con le altre produzioni che non ci fanno certamente paura perché l'esportazione sta andando molto bene. Da questo punto di vista dobbiamo dare atto a coloro i quali fanno esportazione che stanno aumentando il saldo della bilancia commerciale del lattiero caseario. Grazie a Bruno Bernardi, grazie ai grandi formaggi veneti, rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua.